come mai ha deciso di aprire un negozio di abbigliamento proprio a Moriago? Perché sono particolarmente legata a questo paese e ci ho vissuto per 2 anni, adesso abito qua vicino e quindi mi sento legata ai paesani, al luogo in particolare, l'idea di poter venire qui in negozio in bicicletta tra i campi per me è una cosa bellissima. Non vendiamo solo abiti, o meglio, questo sarà il mio compito, vestire la gente, però tra arte e musica difatti ci sono una serie di mobili d'antiquariato e quindi c'è la possibilità anche di acquistare questi mobili. Il titolare è qui da Moriago della Battaglia, quindi c'è una collaborazione anche con Loris Antoniazzi, inoltre anche una serie di quadri di Tiziana Moro, che anche lei è del paese, è da Mosnigo, quindi qui vicino, quindi anche l'idea di mettere insieme più collaboratori del paese mi piace. Sindaco, l'apertura di questo negozio è un valore aggiunto per il comune di Moriago della Battaglia? Sicuramente lo è. Io dico che aprire un'attività commerciale è da sempre una grande impresa ed è un qualcosa di cui noi amministratori dobbiamo essere fieri. Lo sono ancora di più in questo momento in cui oggi che si riaprono le attività commerciali abbiamo un'inaugurazione. Penso che a Carmen vada il mio ringraziamento ancora più grande, con l'orgoglio di essere il sindaco del comune che la può ospitare, e quindi ecco, tutte cose che oggi hanno un significato molto particolare. Vuole fare un augurio a Carmen? Certo. Sì, naturalmente a Carmen auguro, come a tutte le attività commerciali, una prosperità in quello che è l'attività, a lei in particolar modo, che inizia oggi e che io la conosco così particolarmente, la conosco bene. Auguro che sia un'attività che le dà soddisfazioni, siamo in una buona posizione, l'invito è a tutti di venire a vedere il negozio, perché sicuramente avrà un trattamento familiare e sicuramente di qualità.